sono abituato alla dignità dei sindaci, devono essere rispettati e insomma danno anche un modello di come ci si deve comportare. Ora, che il sindaco si comporti come quelli che il consigliere Colombo definisce noi clochard consiglieri, che viene guidato, che risponde all'appello e se ne va, non mi sembra che sia particolarmente dignitoso per il lavoro dei consigli, perché questa io non la considero una presenza istituzionale. No, adesso potete dire quello che volete, io non voglio interrompere. Se a voi sta bene che ci sia questo comportamento e che risulti che il sindaco partecipa alla discussione del bilancio perché viene, risponde all'appello e se ne va, io ho un'immagine del Consiglio Comunale di Milano, diversa. Però voi ce l'avete così, io non prendo altro. Aggiungo altre considerazioni. È stato detto giustamente che il bilancio deve essere al primo posto, che non si può fare probabilmente gli argomenti umani. Se vedrete che gli argomenti che sono riportati non siano io qualcuno che cercherò di portare io, non sono poi fuori del nostro lavoro. Vorrei dire che il consigliere Maiorino, il consigliere Gallera, la prima cosa che dovrebbe fare è quella di chiedere che in rappresentanza del Comune di Milano a Shanghai vada un consigliere. Perché in piena sessione di bilancio devono mancare quanti? 7-8 consiglieri? Mi sembra che sia una scelta che è adeguata al senso di responsabilità che dobbiamo avere nei confronti del bilancio. Non mi pare. Sull'Expo ha detto il consigliere Maiorino. Io vorrei aggiungere questo. Si sta discutendo sui giornali su questa questione delle aree e di cosa fare. Io ho fatto un'interrogazione perché avevo appreso del fatto che noi ancora il diritto di superficie non l'abbiamo acquisito e ricevo la risposta in cui mi si dice, mi conferma l'assessore territorio Masseroni, che il diritto di superficie, malgrado che ricorderete quella seduta nella quale a tutti i costi dovevamo essere presenti perché sennò il Milano veniva escluso dalla gara, cosa che si è svolta nel 2008, 2 anni fa, forse 2007, sono passati 2 anni e mezzo e quella delibera in cui noi abbiamo votato dell'acquisizione del diritto di superficie non è mai stata portata a compimento da parte della Giunta. Io mi domando cosa si è fatto in questi 2 anni. Ho fatto un'interrogazione, ho recuperato alcuni documenti, ho visto che ricorderete che per far passare quel provvedimento si dovette fare un emendamento nel quale si diceva che le scelte urbanistiche venivano decise dopo e non prima. Le risposte all'interrogazione che mi è stata data spiega che invece erano stati presi degli accordi con le parti private, cioè quelli proprietari del terreno di parti private. Si fa per dire che il tenente fiera proprio da parte privata non è una fondazione di fiera, è una privata di diritto privato probabilmente, non è un'altra cosa. E qual è? E loro non è che non ce l'hanno, io ho già dei documenti in cui dicono guardate che come